Il Fogolar Civic al Torne, davanti dal tombal, dal patriarca Tram, in questa 6 di giugno dal 2023 per un anniversario particolare. Noi è dome la ricorrenza d'accoppiamento dal nostro grande eroe di questa nostra città di Udin, patron laic, unico patron laic dal mondo cattolico, dal DDV, che accompagna che sono i valori che hanno sicuro nell'Idris anche cristiane, ma io accompagna con la grande tradizione democratica che viene in davanti dal tempo antico e attraversa la nostra storia. Ma questo è un anniversario particolare, un'annata particolare, i 200 anni di città, dove che Bertrand è patron laic, ma è patron, è eroe fondatore de sua gloria in fin dai cons. Se il patriarca Bertoldi Andex ha fondato queste città, il patriarca Beltrame le ha fatte diventare capitale ideale, capitale di speranze, capitale di speranze di un Friul differente e di un Stato, di un patriarcato differente di Cecaliere. E allora capitale di un sium di rivoluzione, se vi vuoi, di un sium di miglioramento, di un monte che al cambia in miglior partinte delle nostre realtà locali e regionali e internazionali, perché di Aquilello, di Fevelà, di un sdrume di popoli che in qualche forma, per qualche via, si sono chiamati insieme di lunga delle nostre storie. Il nostro presente, dunque, di quest'anno, è quel di vot garofui, vot rosis, perché vot sono i sequi che questa città ha vissuto con un spirito e con una prospettiva cittadinis, una prospettiva cittadine, una speranza e un progetto cittadinis di sviluppare in questo territorio. E allora la nostra speranza davanti di queste urne rinnovate è che di viodi di Gnuf, un Udin che alza, porta in davanti certi ideali, certi speranze, torni su queste parole, la speranza, l'isperanza, si progressa per un popolo Gnuf, per una comunità nuova, che è un'alche che si rinnova dai secoli, dai millenni, in ogni epoca, in ogni popolo, in ogni banda di monte, e ben te nostre bande di monte che rinnovassi te storie. Si chiama Beltrame, si chiama Udin, Aquilè, Gnove, e le nostre speranze allora sono queste. Di novignichi di band. Per noi è un appuntamento con la storia, ma è anche un appuntamento con la vigni. Torna qui ogni anno il 6 di giugno, davanti dal patriarca Forest, che si è fatto copà per il bene e l'interesse dal Friuli e dai suoi popoli.